Come è bello calciomercato in Napoli e c'è sta pure Ciucciarella, ma chi ci ha fatto fa? Alla, 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 ma chi ci ha fatto fa? Uè! Buonasera a tutti da Napoli all'87 e forza Napalese. Venite appresso a me, vieni appresso a me, vieni appresso a me, siamo la luce, vieni appresso a me, che te faccio vedere. Vieni appresso a me, vieni appresso a me, vieni appresso a me, vieni appresso a me, vieni appresso a me. Andiamo a vedere. Allora, la Juventus è vicinissima, vicinissima. A chi è vicinissima? Andiamola a trovare. È qui, è fermo, la pista si è un attimo raffreddata. Tra qualche giorno dovrebbe essere ufficializzato il giocatore alla Juventus. Per la prossima settimana si direbbe dalle voci di Di Marzio che sarà ufficializzato questo giocatore. Intanto è un po' raffreddato, andiamolo a vedere, a trovare, a vedere quello che volete. Delight, dove sei Delight? Fatti trovare Delight, dove sei Delight? Qua c'è sto mellone, qua c'è sto prosciutto, Delight, dove sei? Dove sei Delight? Eccolo qua! Ciao Delight! Eccolo qua, lo vedi? Philadelphia Delight? Allora Delight, tu ora resta qui, ti sei raffreddata la pista un po', ti sei raffreddato. Il treno per Torino è in arrivo sul primo binario. Bim bam! Bim bim bam! The next man, pom per Torino. Amsterdam, Torino. In arrivo per la settimana prossima è sul primo binario. Dai, stati in frigorifero, pista raffreddata per ora. Quando ti sei riscaldato un po', te ne vai a Torino, hai capito? State buono là, Philadelphia Light, state al fresco e a riposto. Intanto salutiamo a Delight. Ciao Delight. Ciao. Allora, a parte i scherzi, ragazzi. Allora, ragazzi. Siamo al buio perché questa pista qui fa paura, uno faccio mal pure la bocchina mamma di da stramorta. Aspetta, uè, ciucceria rossa, in the pic, stiamo scuri qua. Allora, bentornati amici, come avete visto vi ho fatto vedere Delight, pista congelata, raffreddata, che le volete, tengo un raffreddore. Allora, parliamo seriamente a sto giro, parliamo seriamente, lavamo e scemenza a mezzo. Allora, Delight vicinissima alla Juventus, appunto le voci sono di Gianluca Di Marzio, penso conoscete, dicono che entro la prossima settimana dovrebbe esserci l'ufficialità, 80 milioni all'Ajax. Mamma mia, 80 milioni, un prezzo altissimo, però la Juventus si assicurerebbe un calciatore, uno dei difensori più forti attualmente in circolazione, tra i 10 difensori più forti al mondo. Ovviamente dovrà crescere, è del 99, classe 99, non ha fatto vedere ancora tutto il suo potenziale perché comunque lo sappiamo, è all'inizio, no? Deve far vedere ancora il suo talento, anche se già l'ha espresso nelle ultime partite. Ha fatto già una finale una semifinale di Champions League con l'Ajax. Vi ricordate contro il Tottenham? Ai quarti di finale proprio lui ha buttato fuori la Juventus con un colpo in testa, nemmeno a farlo apposta. La Juventus mette sempre mano sui giocatori che la buttano fuori dalla Champions. Ronaldo, Delight, insomma, gli piacciono proprio. Se avete fatto caso, Ajax-Juventus, chi ha fatto gol? Delight. Ha fatto anche un grandissimo gol. Insomma, per dirvi, no, questo giocatore ha fatto una semifinale di Champions League. L'anno prima aveva fatto la finale con il Manchester United, l'Ajax, che poi è stata buttata fuori nella finale di Europa League, ma comunque Delight c'era ed era presente anche in quella finale di Europa League. Questo Delight ha esperienza da vendere nonostante sia giovane, è quello, cioè è solo un classe 99, ha 20 anni e già c'ha tanta esperienza alle spalle. Ovviamente ha fatto solo 3-4 gol, essendo un difensore, è forte di testa, salta bene sui calciotangoli, sui cross, insomma quando si trova lì avanti. L'ha fatto vedere con la Juventus, ma non solo, anche con l'Ajax ha fatto qualche gol simile.
giocatore però diciamo molto più forte in fase difensiva, ovviamente essendo un difensore il suo potenziale è essere forte in difesa. Vi posso assicurare che è un difensore con molta qualità e molto forte. Secondo me può crescere ancora di più e io già ora lo metto tra i 10 top difensori in circolazione, perché l'ha dimostrato sia nell'Europa ma sia con l'Ajax. Ha vinto campionati con l'Ajax, anche l'ultimo in Olanda. È comunque un giocatore completo, secondo me. La Juve va a prendere uno dei giovani talentuosi difensori più forti in circolazione. Sarebbe un colpo da 80 milioni molto costoso, uno dei colpi più costosi, diciamo, negli ultimi anni per quanto riguarda i difensori centrali. Ma un colpo intelligente della Juventus, perché comunque Chiellini e Bonucci, essendo vecchi, stanno invecchiando, cominciano a invecchiare, dovrà sostituirli prima o poi con un difensore forte, no? In difesa. E secondo me ha preso il giusto difensore per sostituire un Chiellini che è in uscita magari tra un anno, 2 anni. E De Ligt secondo me diventerà il nuovo Chiellini, o più forte secondo me, anche più forte può darsi, perché veramente è forte quel difensore, a me mi piace da morire. Ovviamente che ce ne fotta di De Ligt, noi abbiamo Manolas, capite? Che ce ne fotte? Noi abbiamo Manolas, ma comunque ragazzi, De Ligt è un grandissimo colpo per i tifosi della Juventus, devono essere tutti contenti. Io no, perché ovviamente prendendo De Ligt si rinforzerebbe ancora di più la Juventus e per noi sarebbe veramente un casino. Ovviamente, come diceva anche il nostro presidente, una squadra forte, e l'abbiamo visto negli anni dalla Juventus, parte dalla difesa, essendo forte dalla difesa in su. E la Juventus l'ha dimostrato infatti in questi ultimi anni, con Chiellini, Bonucci, Barzagli, lì dietro veramente passavano i moscerini, cioè poca roba. Cioè in Europa ha avuto difficoltà, ma poi in Italia sappiamo la Juventus che è comandante proprio del calcio italiano, cioè non c'era paragone per nessuno, solo nell'ultimo anno di Sarri abbiamo tenuto testa, però poi la Juventus è sempre andata tranquillamente a prendere il campionato. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me colpo intelligente della Juventus, un colpo molto forte secondo me, perché il top ha preso sul mercato. Secondo me se dovesse arrivare, praticamente dovrebbe arrivare l'ufficialità, dicono entro la prossima settimana. Secondo me arriverà, non vi posso dire al 100%, ma secondo me da quando si è capito De Ligt anche vuole la Juventus, secondo me arriva. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate nei commenti di The Ligt, di questo colpo. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napuliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti da Napuliello87 e sempre forza Naples!